e mi abbandonerei come quello che abbandona, che abbottiglia la no, che no, non si fa. Fa anche un schifo a camminare e ritrovare una bottiglia e non te copi neanche a famiglia, come che doveva far, che a volta che te la concepio brutto spassone, invece de dare in giro a catare money, te me sparsi e bottiglie e anche i flaconi, va che do coglioni se ho da camminare così. Me pare di essere in un'isola ecologica. Non sappiamo più afferrare, maneggiare una bottiglia per buttarla dentro di onde squasse. Poi ti sei stranita, non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, ciapparte una broncopolmonite insieme a me e io leggerissimo morrei e mi abbandonerei. So che non c'entra niente, ma avevo voglia di intonare sta canzone. Ma questa non l'ho capita, cioè questi hanno detto facciamo il falò, lo facciamo direttamente dentro al sacchetto così lo butti in su. Beata ignoranza, se stai bene de mente, de core, de panza. Però come che dice il detto, ta star bene de mente, ok? Perché ricordiamoci sempre ragazzi che tanti fa confusione che l'intelligenza è una cosa, vuol dire rivarghe intere robe, ok? Capire, risolvere, ok? E la cultura, ossia il non essere ignoranti, è semplicemente l'immagazzinamento di informazioni, che però è pericoloso, l'ho sempre detto, attenzione, perché siete sì stupido, cioè chissà che cazzo ti immagazzini, hai capito? Quindi torniamo ad ascoltare i greci, ed è lì che dobbiamo ad allenarci, mente e corpo. Dopo il taquin e a quantità di informazioni, che ricordiamo chissà dal cazzo che venga, quelli sono a dir poco ininfluenti, perché la vita è breve, isolata, è breve, è curta, a corre, scampa via. Na, 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 na. Nella to-do list di oggi, per l'appunto, c'è il godersi la vita. E qua te mi dirai, come femo? Come femo ragazzo? Se sono una delle robe più difficili di sta terra, perché ognuno ha il suo modo, ognuno ha la sua ricetta. Tra le mie ricette personali, però, veramente personali, però le dico magari anche a te riscontri qualche compatibilità, c'è il fatto di rallentare, ma rallentare non solo che a camminata, rallentare tutto. I pensieri, il modo di osservare tutto, e rallentando veramente il mondo cambia, punto uno. Seconda cosa, entrare nel microcosmo, ossia entrare come a vedere, a guardare, avere questa percezione della realtà di te che osservi un mondo piccolino, ossia tu te resti alto compagno e mona compagno, però ti adatti alla dimensione del micromondo, ossia entri a vedere le cose che solitamente all'occhio scappano, tipo non so, un ciuffo d'erba un po' particolare. Sta pianta qua è brutta, però intanto guardate a piantina qua, scherzi a parte, i fiori, gli insetti, i colori dei sassi, ok, senza neanche tanto chiedersi ma perché questo è blu, perché questo è verde, eccetera eccetera, però fermarsi a guardare tutte quelle piccole cose, perché io sono convinto, ci ho pensato l'altro giorno con me stesso, con myself, con Sigano, che se tu entri in questo microcosmo moltiplichi la percezione del mondo, moltiplichi le emozioni, perché non è che se tu entri a vivere le piccole cose che incontri nel cammino escludi le altre, no? Ci sono anche le altre, c'è anche la montagna grande, c'è anche il ripetitor là in Telcocuzzo, che ci credi, che non ci credi, che ti sembri una roba furba, che ti sembri una roba buona, in ogni caso, ripeto, a me funziona, ok? Una volta sono andato in una sorta di trip, quando ero in un prato in primavera, su in montagna, in collina, entravo a guardare piano questi fiori, questi colori. Ma un cansole anche stupido, mandate dentro in acqua, ma non è l'acqua pulita, non è l'acqua melmosa che se ciappa, non so, altro che il cazzo cogli là, se ciappa a peste bubonica, ma vabbè amati. Pertanto, riassunto,
guardati, curati tutte le prime cose, ma se t'ha un can stupido stai attento anche al can, se no te va in mezza merda. E dopo sono sempre piene magagne, non so, a me starnuta, a me sputa, a me scorezza, pesta qualsiasi cosa, e merda, il paltano e alghe a melma, e mi porta dentro in camper sui cuscini. Scherzi a parte, tenere un cane in una situazione come un camper, o perlomeno per il lungo tempo, cioè non per un weekend ma per anni, cioè per settimane, mesi, è una cosa molto molto impegnativa, soprattutto se il cane è vecchio, magari è un pitbull, quindi se scorreggiano tantissimo, alitano, sono agitati, si scrollano, sbadigliano di continuo. Proprio la razza è così, chi lo conosce mi può dar atto. E attenzione, perché da tanto tempo hanno fatto molti studi scientifici in varie parti del mondo, puoi fare anche delle ricerche e trovarli, mi raccomando, sui siti attendibili, no? Su, non so, donnaoggi.org, i quali insomma effettivamente dicono che ci sono un disastro di persone che ogni anno muoiono per queste infezioni, questi batteri che sono resistenti agli antibiotici. Questa non è una novità, è una roba che esiste da tanti anni, però in questi studi che vanno avanti da tanto continuano a dire che è pericoloso anche il discorso degli animali domestici. Ma attenzione, non significa che non te la viva col cane, il cane non deve stare in casa eccetera, assolutamente no, ma attenzione di tener pulito, perché gli animali, per quanto tu non ci creda, sporcano un casino. Cioè quando starnutano, quando un cane starnuta, cioè c'è una guerra batteriologica in corso, tu non hai idea di cosa non c'è dentro la bocca di un cane. Una volta, non mi ricordo perché, dal veterinario stavo facendo un tagliando, non so cosa, gli ho chiesto se era venuto fuori il discorso di fare un tampone, e mi ha spiegato in bocca assolutamente no, tranne in casi molto particolari, perché ha detto nella bocca di un cane trovi qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di batterio, di roba, e quindi hai capito. Puoi immaginare un cane che dentro un camper ti starnutisce di continuo, ti sbadiglia, ti scoreggia. Va tenuto l'ambiente areato e pulito il più possibile, perché per fortuna sono ancora vivo, però tipo anche oggi ho il catarro giallino. Scusa se te conto sti dettagli, ma cosa significa che è il catarro giallino? Che c'è un'infezione in corso, cazzate, però c'è qualcosa. Infatti mi sento che gliene è sempre una, porca puttana. Di questa cosa non c'è neanche tanto l'ammalarsi, diciamo, perché ammalarsi, insomma, tra virgolette, almeno nel mio caso, sono sempre appunto cariche, diciamo, batteriche che il mio sistema immunitario combatte, però le combatte. È qui che io voglio arrivare al punto 2. Quando il tuo sistema immunitario, quando il tuo corpo sta reagendo a un'offesa, ok, si innesca un meccanismo di riparazione che costa, nel senso costa fatica, costa risorse, e quindi tu ti senti, prendiamo i casi più esagerati, tipo i febbroni, delle influenze eccetera, e non ti debilitano, non ti cavano la forza, la voglia di fare. Uguale le micro cose, per cui io dico vivi in netto, per quello vedi che Singano è sempre che pulisce, che aspira di continuo e tutto quanto, perché anche queste micro cazzate, scusa perché dopo la largo e perdo anche il filo, tutte queste micro cazzate fanno sì che il tuo corpo è sempre in difesa, e quindi hai meno energia magari per camminare, per pensare, per fare altri tipi di attività, no? Perché sei poco magari, però intanto sei un po' appesantito. E adesso concludo anche con una bella chicca linguistica. Adesso, per prendermi la ragione di tutto quello che ho detto, per quanto io non abbia dubbi, ma a parte questo, antepongo a tutti i miei discorsi io credo che potrebbe, ok? Cioè quando dici io credo, cioè io presuppongo, quindi non c'è nessuna verità ma c'è solo un pensiero, e che in democrazia è più che dovuto, e usi il condizionale, cioè dovrebbe, adesso non ho neanche tutta sta arroganza, vera sicurezza, che è impossibile contestare sta roba.
villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me, come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Dai do da bo dai dai do dai dai do da bo do da do dai do da do dai dai do da. Dort wir wollen dich hin, zeigen, wo du bist. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosè.